Buongiorno a tutti, oggi è il 14 maggio, è venerdì, buongiorno anche agli amici di Instagram, siamo in diretta come sempre su Facebook, YouTube, condividete mi raccomando, buongiorno a tutti e abbiamo allertato poco fa su Telegram dove condividiamo tutti i giorni anche gli articoli del sito ferdinandavarino.it. Ciao Aldo Primo, mitico Antonella, ciao Edo. Arrabbiatissimo per la rissa tra i giovani a Trieste, ho visto il comunicato della polizia anche. Ciao Rossella, che dice Aldo, non ho visto ieri una giornata importante per il Veneto. Partiamo proprio da questo, Aldo, la mega diretta di ieri per la visita di Figliuolo. Ciao Racar, ciao a tutti, quanti siete? Mi raccomando, condividete. Ecco, qua c'è il canale Telegram. A proposito, se volete unirvi, buongiorno Ferdinando, condiviso, bravissima. Antonella, grande. Gabriele, Racar, già condiviso. Va bene, buongiorno Ferdinando, oggi sono in tempo, già condiviso. Bravo Carlo, bravissimo. Senza Varino non è una bella mattinata, sì, vabbè, siamo messi malissimo. Buongiorno. No, purtroppo spesso non sono riuscito in questi ultimi giorni, ma perché eravamo fagocitati dalle tante cose per le TV. Stasera ci rivediamo a Ring su Tele4, parliamo di Trieste. Oggi vediamo un po' che cosa c'è sui giornali. È chiaro che dobbiamo partire un po' dalla visita di Figliuolo di ieri, poi c'è Vacchi che si vaccina in Serbia. Bellissimo, ne parla Gramellini, lui ha postato questa foto ieri, è fantastico. Io ho solo un quesito da ieri che a cui non riesco a dare risposta. Voi sapete che in Serbia andate, scegliete il vaccino, c'è anche vaccino cinese, ma lasciamo perdere quello, visto gli effetti che gli stessi cinesi hanno detto che ha il loro vaccino, cioè poca cosa rispetto alle previsioni che avevano. E sapete che se andate in Serbia il governo ha deciso che fondamentalmente vi ridà 25 euro per la vaccinazione. Ecco, la mia domanda da ieri è se Vacchi, che prende il suo aereo personale, se ne va in Serbia, proprio ora che ma la sua residenza non credo che sia in Italia, si apre ai quarantenni, cinquantenni, quindi poteva benissimo fare il vaccino anche in Italia, ma non credo che sia residente in Italia. E alla fin fine va in Serbia col suo aereo privato e si fa il vaccino, si sceglie il vaccino che vuole, ma avrà accettato i 25 euro che gli dà il governo? Chissà, questa è una bella domanda in tutta questa storia. Immagino proprio di no. Mara, buongiorno. Continuano le quarantene nelle scuole, ne vogliamo parlare, Edoardo? Tanto che vuoi fare? Abbiamo discusso anche ieri con Pregliasco questa cosa, rispetto a prima c'è la segnalazione che molti più ragazzini più giovani abbiano adesso anche dei sintomi, quindi una preoccupazione, parlano ancora di varianti, ma insomma abbiamo capito bene da Palù e non certo dall'ultimo arrivato come tutti i vaccini proteggano da tutte le varianti. Aggressioni da parte delle gang straniere è un problema che stiamo affrontando, bisogno di rafforzamento normative urgenti, dice Edoardo. Allora, vediamo i titoli dei giornali di oggi, poi andiamo velocissimi perché sono un po' di cosine. Gazzettino in pensione 5 anni prima, questo è il titolo che sceglie il Gazzettino stamattina. Il Corriere invece nazionale punta su Israele e parte l'attacco a Gaza, sapete tutto quello che sta succedendo, il dramma ancora una volta che vive tutta quella fascia di mondo e c'è il titolo mi pare del manifesto stamattina che titola riserva di caccia, evidentemente con critiche pesanti a Israele, definendo Gaza una riserva di caccia per gli israeliani. Repubblica, vaccini senza limiti d'età, è quello che ha detto ieri Figliuolo, cominciamo da questo. Per la Tribuna appunto la visita del Figliuolo, ora via con le aziende dopo i quarantenni. Il Corriere del Veneto, Veneto virtuoso, a giugno la svolta. Io voglio partire da Figliuolo solo per un paio di aspetti, i dati che ha riportato lui e poi vediamo chi vaccinano dopo i quarantenni. Ciao Lidia, ben arrivata. Che cosa ha detto Figliuolo del Veneto? Che è il numero uno per gli over 80, cioè ha vaccinato non il 97% come sapevamo noi, il 98% degli over 80. Mentre la media italiana è 85, quindi il 98% mentre la media è 85, degli over 70 l'83% mentre la media è il 70, cioè dei numeri pazzeschi, mentre continua la preoccupazione soprattutto la fascia 60-69, vedremo adesso i cinquantenni, intanto si aprono altre corti d'età come abbiamo detto più volte, siamo tra i primi, dice in Veneto, anche per le percentuali di distribuzione, oltre che per la vaccinazione dei più fragili, sempre tra i primi in Italia.
Cioè, che cosa, eccolo qua, vedete Antonella, che cosa dice? Ieri nella diretta Federica ci sono tanti posti liberi per il vaccino, perché non anticipano le aperture, vedi le aziende, perché comunque ci sono più di 170.000, non ricordo bene il numero dei quarantenni in Friuli Venezia Giulia, 750.000 invece quarantenni in Veneto, quindi ora c'è quella parte lì che si deve vaccinare, anche io prenoterò il vaccino a partire da lunedì, e quindi questa ora è la nuova fase. Che cosa succede dopo? E lo ha detto Figliuolo ieri molto bene, ricordando AstraZeneca è sicuro. Oggi il Corriere pubblica i dati di questo studio che mette in protezione assoluta anche AstraZeneca di fatto, così come gli altri vaccini, e addirittura già dalla prima dose ha degli effetti straordinari di protezione. Insomma, leggetevi sul Corriere di oggi un po' l'effetto di questo studio, su Repubblica anche in particolar modo l'effetto di questo studio, non su Corriere, Repubblica. Massimo, nessuna reazione al dossier su pandemia provocato volutamente dai cinesi. Adesso ne parliamo, Massimo, adesso ne parliamo. Anche io lunedì prenoto, Antonella, perché moltissimi hanno condiviso questa mattina, o stanno condividendo dalla mia pagina, quel pezzo che noi abbiamo ripreso ieri dalla Verità e pubblicato un po' in alcuni quotidiani d'Italia, pochi per la verità, se non gli online, pochissimi direi, rilanciato dall'Australian, che è un quotidiano il più diffuso in Australia e del quale parleremo tra poco. Che dice Gabriele, giustissimo vaccinarsi, grande direttore. Certo, adesso prenoterò quando sarà il mio momento. Quindi questi un po' i concetti di Figliuolo, che poi dice, dopo i quarantenni che facciamo? Sarà un via libera parallelo e multiplo. Lo commentavamo ieri durante la diretta straordinaria di Antena 3, che cosa vuol dire questo via libera parallelo e multiplo? Anche perché francamente io non so cosa pensiate voi, ma arrivati i quarantenni, a quel punto cosa facciamo? Apriamo le aziende, va bene, ma cosa cambia? Andiamo avanti per corti d'età? Io penso come cosa più sensata, tant'è che anche i centri vaccinali diventeranno forse questi maxi hub un po' più inutili, perché ci saranno i vaccini finalmente nelle farmacie come quelle sotto casa, ci saranno le vaccinazioni ancora più frequenti forse dai medici di base quando arriveranno più dosi di Johnson Johnson, cioè continuiamo con i maxi hub. Vabbè, questa è un po' una scelta. Ho visto il generale su Rete 4 ieri sera, risposte chiare ed esaustive, un abisso rispetto al commissario precedente. Su questo anche Pregliasco ieri in diretta su Antena 3 ha detto vedo un'eccessiva denigrazione del precedente commissario Arcuri. Francamente la differenza si vede, io ho detto siamo andati avanti per settimane e settimane ereditando il piano Arcuri e non riuscivamo a cambiare, mettere in protezione le fasce d'età prima di tutto, così come doveva essere, con ogni buon senso che chiunque di noi credo avrebbe immaginato. Allora, poi parleremo di Brugnaro, i quarantenni in Italia sono 7 milioni. Partiamo da questo aspetto qua. Oggi forse avrete visto in più di qualche quotidiano, c'è anche un'intervista ai Patuanelli, della quale parleremo tra poco, il ministro Triestino, e che dicono questi i giornali un po' tutti, le tasse, zero tasse a chi non licenzia o chi assume o a chi assume. Quindi cosa vuol dire? Che tra 45 giorni, quando finisce lo sblocco, il blocco dei licenziamenti, soprattutto per le grandi aziende, mentre sapete che il paradosso è che per le più piccole, quelle che magari possono avere più difficoltà, quelle che rischiano di saltare, quelle che sono a gestione familiare, il blocco andrà avanti fino a ottobre. Pazzesca questa differenza, ma qui interviene il governo dicendo, con questo sistema che è allo studio di un uomo fidato di Draghi e del ministro Orlando, di sospendere le tasse a chi appunto non licenzia dopo la cassa Covid, a chi assume, anzi, però questa tassazione verrebbe sospesa per 6 mesi. E quindi io credo che un'idea di questo tipo purtroppo potrebbe spingere, non so quanti ci seguono tra gli imprenditori, spesso c'è anche Giordano Ariello qui, già tanta gente vaccinata, sono diminuiti i casi gravi, dimostrazione che vaccinarsi serve. Certo, stanno crollando le occupazioni delle terapie intensive e nelle aree mediche, ieri 670 persone in meno all'ospedale in tutta Italia, meno 100 terapie intensive mi pare in tutta Italia, cioè il Friuli Venezia Giulia ha numeri da bianco, però deve stare giallo perché ci vogliono questi dati per almeno 3 settimane. Insomma, non so quanti imprenditori ci siano qui tra noi stamattina, ma 6 mesi senza tasse, bisogna vedere quali delle tante tasse che pagano gli imprenditori per non licenziare. Io credo che sia un incentivo troppo limitato, ma questa è l'idea che appunto hanno al governo in questo momento. Intanto litigano sui migranti, sapete che ne sono arrivati moltissimi. Ieri l'intervista del ministro
delle infrastrutture. Giovannini che dice i porti devono restare aperti, allora risponde subito Giorgia Meloni, è un po' oggi su tutti i giornali lo scontro nel governo sul fronte migranti, che dice Giovannini deve pensare ai pendolari, non ai pendolari del mare, ma ai pendolari dei nostri trasporti. La verità è che purtroppo in questo momento altri paesi in Europa che hanno le elezioni alle porte e non ci saranno di sicuro, non saranno di sicuro al nostro fianco, ve lo potete scordare, il tema dei migranti ce lo affrontiamo ancora una volta da soli, nessuno ci darà una mano, leviamocelo dalla testa, non c'è una soluzione. Salvini era soddisfatto delle parole di Draghi dell'altro giorno alla Camera dei Deputati, quando hanno detto gli irregolari andranno rimpatriati. Il problema, sottolineo, dopo il caso che qui abbiamo raccontato del migrante che aveva raccontato le bugie, aveva aperto un'inchiesta, ha detto di essere stato picchiato, messi in fila, tutto quello che avrebbe fatto la polizia di frontiera a Trieste, era tutta una bufala. Fondamentalmente, ne abbiamo parlato in questi giorni a Tele4 in particolar modo, lo faremo stasera a Ring. Il risultato: hanno sospeso le riammissioni in Slovenia, che era un accordo tra i due paesi. Queste riammissioni, visto la bufala, diciamo, di questo migrante, che comunque è in Italia adesso, è stato accolto, le possiamo riavviare, oppure quel tema non si può nemmeno toccare, perché non c'è solo Lampedusa, ricordiamoci c'è anche la rotta balcanica. Due aspetti molto rapidi: uno è l'intervista di Patuanelli oggi, che dice sull'alleanza col PD serve solo del tempo con i Dem, è convinto che questa alleanza possa andare avanti. A me sembra invece che in questo contrasto, e soprattutto dopo il caso di Roma, non ci sia assolutamente grande orizzonte per questa alleanza che vada avanti tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Lo si vede perché non riescono a trovare un accordo nemmeno per le candidature, mentre si avvicina quella di Albertini, già sindaco a Milano per il centrodestra. Però Patuanelli è più chiaro rispetto al solito, è un po' più netto rispetto al solito. È un'intervista concreta, non parla di agricoltura, questo ve lo dico subito, cioè non dice che l'etichettatura del vino modello sigaretta è un obbrobrio come vorrebbe l'Europa, non dice che è una minchiata col botto, perdonatemi, questa cosa di chiamare vino anche il vino senza alcol come vuole l'Europa. Ne abbiamo parlato l'altra sera a Ring con molti produttori veneti. Parla del fatto che non ci sia alcun debito con Rousseau, non c'è nulla da pagare, e ovviamente Rousseau, quindi Casaleggio, stanno facendo ancora i furbetti senza dare i nomi degli iscritti, e questo è un aspetto un po' più chiaro, più netto, almeno nelle parole di Patuanelli. Cos'altro vi volevo dire? Poi un altro aspetto è quello che abbiamo discusso ieri sera con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che sapete è un po' in mezzo alle polemiche perché ha rifiutato il patrocinio invece per quanto riguarda l'FVG Pride, dicendo una sola e soltanto cosa di buonsenso: saremo liberi di dire sì o no a una manifestazione, o meglio, saremo liberi di partecipare o meno a questa manifestazione, che comunque ci sarà. Cioè, se la mia giunta all'unanimità decide che il patrocinio all'FVG Pride non si dà, saremo liberi o meno? O il centrosinistra attacca dicendo che è ovviamente un'amministrazione un po' retrograda, non a livello della capitale della cultura come sarà Gorizia nei prossimi anni, e il sindaco dice: noi possiamo avere la libertà di parteciparvi come no in una manifestazione che comunque si terrà, e dobbiamo poter prendere in libertà le libertà che vengono difese anche da quella piazza, in libertà una decisione senza essere attaccati. E a me sembra un ragionamento di assoluto buonsenso. Ognuno può avere le proprie idee politiche, le proprie idee di appoggio o meno di una manifestazione di questo tipo, che come sapete è contestata anche da parte del mondo omosessuale per le eccessive esternazioni, e un'amministrazione comunale come quella di Gorizia prende questa decisione. Altro aspetto, e qui arriviamo anche all'intervista ieri al ministro D'Incà durante la straordinaria di Antenna 3, che dice:
il presidente della Corte Costituzionale, lo trovate oggi su tutti i giornali, che praticamente ci sono state troppe inefficienze da parte delle regioni durante questa pandemia e sbagliato anche il protagonismo dei governatori. E allora la domanda è quella che poi avevamo posto ieri al ministro D'Incà, torna diciamo quello che Bezzaia chiama un venticello, il venticello che è quello della centralizzazione, del centralismo e quindi delle sanità regionali che non vanno bene e quindi dell'addio all'autonomia per quanto riguarda il Veneto e quindi di un tentativo di scardinare e ricostruire anche il titolo 5 diciamo della nostra Costituzione per fare una sanità regionale, perché alla fine è questo l'obiettivo che c'è dai nostri governi. Quindi Figliuolo arriva in Veneto e dice che è un'eccellenza assoluta, che sono i primi per vaccinazioni. No, dobbiamo fare una sanità nazionale. Non è scritto mai questo l'obiettivo. Per carità, ci sono differenze abissali tra regioni e regioni, ma allora bisogna che le migliori diventino l'obiettivo per le altre e il governo deve ottenere questo risultato. Ieri mi ha colpito molto infatti D'Incà, che a precisa domanda gli ho chiesto scusi ma l'autonomia che fine ha fatto? Ha ribattuto dicendomi faccia questa domanda anche ai leghisti e ha perfettamente ragione, l'autonomia non è più un tema di dibattito, ma anche lui ha sottolineato le problematiche durante questa pandemia, come a dire ci vuole un controllo un po' più centrale del nostro paese. Bene, l'ultima cosa che vi dico è quella che ha fatto incavolare tantissimo, ho visto anche sulla mia pagina oggi con molte condivisioni in TV ieri quando abbiamo raccontato questa storia, cioè e fa il paio con quello che dice ma non dice Palù, che racconta come nel 2015 mi pare diciamo, la scienza mondiale decise di bloccare le sperimentazioni su nuovi virus, sulla lotta anche ai nuovi virus e però si prese questa decisione senza includere i coronavirus, cioè perché si pensava, adesso la spiego male come la ricordo, si pensava che la sperimentazione sui coronavirus non potesse avere alcun effetto di pandemia mondiale. Ecco, evidentemente qualcuno in quella sperimentazione sui coronavirus si è infilato e lo racconta The Australian, sono gli amici cinesi ovviamente, che avrebbero, c'è un report di oltre 240 pagine dei medici militari, un pool militare di cinesi, raccontato, vi ricordo, dall'Australian, ripreso dalla Verità nel nostro paese, raccontato da noi nei telegiornali di ieri, che dice che avevano l'intenzione di costruire un patogeno per vantaggi politici e strategici della Cina in tutto il mondo, conquistare nuovi mercati. Pensate voi se è una cosa che vi sembra possa essere accaduta e doveva essere scambiato per un normale patogeno. Quindi questi militari cinesi si trovano, hanno un pool, studiano un patogeno che deve sembrare naturale perché si sviluppi una pandemia, questo nel 2015, che possa portare dei vantaggi strategici commerciali per la Cina. Ora voi dite se questa è fantascienza, se siamo dei pazzi o è esattamente quello che è successo, aggiungendo un dato che abbiamo raccontato ancora una volta nei telegiornali nei giorni scorsi, però nessuno ne parla, perché ora si chiama variante inglese, variante indiana, tutte queste puttanate qui. Detto da Giorgio Palù, quindi non certo da me che ne capisco ben poco. Il numero uno dell'AIFA ha spiegato molto bene come non si sia mai trovato l'ospite intermedio per quanto riguarda questo virus presuntamente partito da Wuhan, l'OMS non ha potuto indagare, la Cina non ha messo a disposizione le carte necessarie. C'è un piccolo problema, che il famoso pipistrello, che sarebbe stato il vettore, il veicolo diciamo di questo virus, sta a 3000 chilometri da Wuhan, nelle grotte, e una volta fatti tutte le indagini epidemiologiche sulla popolazione che attorno a quella grotta vive, di virus non c'era traccia. E allora questo virus da dove è partito? E torniamo al tema iniziale di 1 anno e mezzo fa, che ora abbiamo dimenticato, che non interessa più a nessuno, però forse è bene tornarci ogni tanto. Bene, ci vediamo a Ring stasera alle 21 su Tele4, sul sito Fernando Avarino .it, che dice Massimo al limite della fantascienza,
ma anche che andavamo sulla Luna era fantascienza, anche questo è vero. Anna Ferdi, se ricordi quando è stata dichiarata la pandemia, stavano arrivando i 3.000 militari per le esercitazioni in caso di pandemia. Sì, vabbè, ma quella era un'esercitazione già prevista da diverso tempo, certo, anche questo hai ragione, era un'esercitazione internazionale, ne ricordiamo benissimo quei giorni. Ciao a tutti, buona giornata, ci vediamo sul sito ferdinandoavanino.it, condividete mi raccomando, e poi il canale Telegram. Ciao a tutti, buona giornata.